Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati. Vediamo subito una nuova partita giocata pochi giorni fa all'interno del campionato ucraino di quest'anno, quindi 2021. Con il bianco abbiamo il grande maestro Onichuk dall'alto dei suoi 2600 punti e con il nero un altrettanto giocatore forte, un grande maestro di nome Kravsi Martin, anche per lui 2600 punti. E 4 e 6 di 3. Quindi siamo nel pieno dell'apertura francese e questa mossa di 3 a qualcuno di voi sicuramente farà storcere il naso. Che mossa strana, perché il bianco ha la facilità di portare immediatamente un pedone di 4, ma non lo fa. Qual è la sua idea? La sua idea è cercare di creare uno sviluppo che poi vedremo in partita per entrare in una variante della francese che prende il nome di attacco indiano. Quindi il cavallo si sposta in D2. Il cavallo in D2 è necessario, altrimenti il nero potrebbe catturare qui in E4 e se noi fossimo costretti a riprendere di pedone senza il cavallo di D2 il cambio delle donne sarebbe un po' noioso per il bianco, una posizione molto difficile da gestire. G3, fiere G7, alfiere G2, cavallo E7, cavallo F3. A questo punto, dopo cavallo C6, come avete visto, avevo inserito diverse frecce. Dopo cavallo C6 è il momento di capire quali sono i piani. In questa apertura il bianco cerca sempre di realizzare questa spinta, la spinta in E5 perché servirà per controllare delle case importanti dove l'avversario ovviamente non potrà posizionare dei pezzi per difendere il proprio arrocco. Quindi un pedone in E5 eviterà che il cavallo nero si trovi in F6 e il pedone in E5 sostiene anche questo possibile attacco che poi alla lunga il bianco cerca di creare sul lato di Re, quindi magari arroccare e cercare di spingere il pedone H per conquistare spazio e le case nere. Per le case nere ci penserà l'alfiere. Cosa deve fare il nero? Il nero per evitare di restare un po' a corto di spazio e non avere magari delle reazioni centrali o comunque non avere alcuna iniziativa, cercherà di prendere spazio sul lato di donna attraverso la spinta di questi pedoni, così come indicato dalle frecce verdi. L'altro piano possibile potrebbe essere quella di conquistare il centro della scacchiera attraverso il posizionamento di un pedone in E5. Vedremo tra poco come avranno deciso di giocare entrambi i giocatori. A rocco corto per il bianco, il nero fa altrettanto, torre 1 e l'idea appunto è quella di giocare E5. E sorpresa, perché E5 la gioca il nero. E quindi a questo punto il piano standard dell'attacco indiano, così come dicevo, attraverso la spinta del pedone H e la chiusura del centro e poi cercare di portare tutti i pezzi sul lato di Re, e a questo punto non è più realizzabile, quindi si gioca verso altri tipi di posizione. C3 per il bianco, pedone cattura in E4, dunque dopo la ripresa A5. A cosa serve A5? A5 serve per evitare che il bianco possa prendere spazio attraverso la spinta del pedone B4, perché il pedone B4 si trova in una casa un po' strana, però la sua idea è cercare di andare in B5, quindi scacciare il cavallo avversario dal centro della scacchiera, dal controllo del centro, soprattutto dal controllo di questo pedone. L'altra idea di giocare a B4 è cercare di conquistare spazio e a volte dopo B4 per il bianco una manovra tipica potrebbe essere il cavallo che dal B3 salta in C5 e così via. Donna C2 è giocata in questo momento. Qualcuno si chiederà ma cosa serve donna C2, perché in realtà è una posizione che apparentemente è passiva, però la sua idea è spostare il cavallo senza il cambio delle donne. B6, B3, alfiere 6. Alfiere 6 punta l'occupazione di questa casa debole che si è creata dopo l'apertura. Alfiere 3 cede, o meglio si dà la possibilità all'avversario di entrare in questa casa, però dopo alfiere D3 la donna si sposta e la metto in B2, la posizione in B2 perché l'alfiere ha lasciato spazio libero alla regina bianca. A questo punto quest'alfiere è veramente forte, ma il suo problema è che manca spazio, perché occhio che una mossa come C4 da parte del bianco lo intrappola e poi sarà facilmente attaccabile. Come immaginate io posiziono un pedone C4, dopodiché potrei portare una torre all'attacco, il cavallo potrebbe andare indietro sempre per attaccare quell'alfiere e se posizionate il pedone C4 anche la donna potrebbe avere e creare le sue minacce. In questa partita dopo alfiere A3 è stato giocato cavallo A7, l'idea saltare in B5, l'idea dar fastidio scusate, all'alfiere
in A3 e quindi cavallo C4 per il bianco. Alfiere per C4, pedone per C4, posizione veramente strana e difficile da capire. La prima impressione è che il bianco dal punto di vista strategico stia veramente male, perché questi pedoni, soprattutto questi pedoni della colonna C e quel pedone in linea 2, chiaramente sono pedoni deboli, pedoni doppiati, pedoni deboli. Dal punto di vista dinamico e tattico, invece il bianco ha tante idee nascoste, perché questo pedone in C4 magari in futuro verrà spinto in C5, si aprirà una diagonale nera e, cosa importante, il bianco ha la coppia degli alfieri in gioco, quindi la strategia, il piano di gioco del bianco è quello di cercare di aprire quanto prima la posizione. Dall'altra parte il nero dovrebbe chiuderla, però per lui è veramente difficile chiuderla. C5 è stata la mossa della partita, quindi è un buon tentativo per chiuderlo, ma è anche vero che C5 lascia un pedone arretrato in B6 e la possibilità in futuro di creare una manovra del genere. Quindi il cavallo, come vedete da questo percorso molto strano che è colorato all'interno della scacchiera, si posiziona in D5 e l'unico modo per rimuoverlo è il cambio. Però a quel punto, dopo quel possibile cambio, ok, ridisegno le frecce, dopo quel possibile cambio il pedone da C4 ritorna in D5, coppia degli alfieri presente all'interno della scacchiera, posizione difficile. Il bianco gioca H4. H4 è il piano tipico dell'attacco indiano, però questo piano si gioca più delle volte con il centro chiuso. Cavallo C8, inizia la manovra del nero, torre D1, attacchiamo la donna che si sposta, a quel punto l'alfiere ritorna in C1 e da C1 si potrebbe intuire che ha l'idea di poter creare una batteria, quindi coordinazione alfiere donna sulla stessa diagonale, per cambiare l'alfiere in G7, che è il pezzo migliore. Ogni volta che abbiamo un alfiere in fianchetto, questo dobbiamo considerarlo come il pezzo migliore. H5, torre D8, H6, tempo sull'alfiere che va indietro, e adesso occhio, perché se riuscissimo a eliminare questo alfiere difensore della casa G7 ci potrebbero anche essere temi di matto. In che modo? Immaginiamo che l'alfiere vada qui, la donna bianca si trovi in questa casa in H4 e dopo alfiere F6, tolto il difensore, questa incursione potrebbe essere decisiva. Torniamo alla partita, donne 2 giocata. L'importante è che durante il corso della partita voi abbiate tante idee, perché più idee abbiate in attacco, più sarà facile per voi continuare. Cambio delle torri, torre D8, torre B1, alfiere F6 offre il cambio, però attenzione perché abbiamo detto che questo è un alfiere importantissimo in difesa, ed è anche vero che l'in F6 stona un po' perché è molto facile da attaccare, e quando i pezzi leggeri si trovano davanti ai pedoni vuol dire che non sono poi così forti. Cavallo C8, cavallo H2, altro piano tipico, altra manovra tipica dell'attacco indiano. Da H2 si salta in G4, da G4 si attacca F6. E l'idea è un po' come prima, cercare di rimuovere l'alfiere. Alfiere 7, F4 giocata, cavallo F6 e alfiere F3. Si sta creando un po' di armonia, come vedete i due alfieri del bianco controllano tutta la quarta traversa, e poi l'alfiere in F3, un po' come prima, sosterrà questo cavallo che salta in G4, e magari nel momento opportuno il futuro di questo cavallo è cercare di cambiare questo alfiere. La spinta del pedone F4 potrebbe dare luogo alla spinta del pedone in F5. C'è anche da dire che è anche un possibile cambio di torri per portare la donna in D1 nella colonna D, e ovviamente creerà nuovi temi di matto vista la presenza di questo pedoncino, di questo pedone lì in H6 che dà un po' di noia. Alfiere F8 giocata, cattura in E5, è il momento di aprire la posizione. A questo punto non si tira indietro il bianco. Il bianco, per aprire la posizione, dà un pedone, il pedone C3 viene appena catturato dalla donna nera, e a questo punto E5. Quindi l'idea del bianco è vero che è stata quella di dare il pedone, però l'idea reale è quella di E5, aprire la diagonale bianca, aprire il centro della scacchiera e in futuro, o meglio tra poco alla mossa successiva, giocare E6. Dopo E6, secondo il software, qua vi dico così per curiosità, che il cavallo G4 è considerato una mossa vincente, il cui futuro è cercare di collegarlo all'idea di fare 6. Dopo E6 la mossa, diciamo la posizione sembra veramente forte per il bianco, perché in caso di apertura di diagonali
qui arriveranno a soluzione immediata. Se pedone per e6, donna cattura, scacco e re, il re si sposta e adesso l'attacco sulle case nere è decisivo. È decisivo sì perché si cattura la donna, ma perché nel giro di poche mosse sicuramente riusciremo a dare anche scacco matto. Dunque 6 per il bianco, f6 necessaria, arriva 7, 7 molto bella. Qualcuno dirà, beh, che sfortuna, ha giocato così bene che poi alla fine ha dimenticato quel pedone in e7. Sembrerebbe così, ma in realtà non è affatto così. Se cavallo per e7 seguirebbe donna scacco, il re si sposta e a questo punto donna f7, mossa molto curiosa, però crea una sorta di scacco matto ai pezzi del nero perché questo alfiere non è più difendibile e l'idea appunto è donna per f8. Ok, si può difendere, però quando io sposto il cavallo in c7 o d6 per difenderlo, l'alfiere bianco è pronto lì alla cattura, quindi in questo momento si perderebbe assolutamente un pezzo. Quindi vediamo un po' cosa potrebbe accadere con alfiere per e7 che è la mossa della partita. Alfiere d5 scacco a re, non resta altro che sacrificare la qualità perché se questo re si spostasse semplicemente, non so, donna e6 con minacce di matto obbligherebbe l'avversario al sacrificio di torre, poi la posizione successiva sarà senz'altro persa. Quindi dopo alfiere di 5 scacco, sacrificio di qualità, donna e 6 scacco, il re si sposta, pedone per d5. Occhio perché questo pedone facilmente potrebbe creare nuovi problemi con la spinta in d6. G5 giocata dal nero, il nero vuole respirare, creare armonia, far giocare i propri pezzi. G5, l'alfiere in e3 e si ritira in e3 e a questo punto torre f1. Idea tattica, c'è un'inchiodatura sul pedone f, quindi alfiere per g5 è l'idea che si vuole giocare. Cavallo d6, cavallo g4 che si aggiunge alle idee precedenti perché questo cavallo potrebbe catturare f6, sfruttare l'inchiodatura perché ci sono anche mosse tra virgolette invisibili da considerare. Un cavallo bianco che salta in e5 non potrà essere catturato perché il pedone f è inchiodato e in d5 minaccia matto in f8. Cavallo c7 giocata, torre per f6 spontanea, diamo la torre per attaccare e fare crollare nel modo più rapido possibile i pezzi avversari. Dunque arriva il cambio e donna g7 scacco, donna g8 scacco, alfiere per g5, tutti intervengono, cavallo per g5 cattura e adesso come vedete si attacca realmente con 3 pezzi, quel re nero è abbastanza esposto. Cavallo f6 scacco finché al nostro avversario diamo mosse che danno scacco, quindi creiamo mosse che danno scacco e chiaramente non potrà avere qualche controgioco fastidioso, qualche scoperta, qualche attacco inaspettato. A questo punto dopo re d6, donna d7, scacco a re e il nero si è reso semplicemente perché in caso di re 5 prima di catturare qui potrebbe seguire cavallo g4 scacco, dunque la possibile cattura, a meno che non si voglia creare qualcosa in più perché su re d4 io ti do nuovamente scacco. Questa è una posizione molto triste, compromessa, perché adesso ovunque vai subirai un possibile doppio. Se re si sposta qui, cavallo f2 scacco e poi la prossima ti cattura la donna. Se re si spostasse qui, anche in questo caso scacco doppio, perdi la donna. E se re catturasse, semplicemente donna d7 e ripetendo un po' lo stesso tema di prima. Se questo re si sposta su casa bianca ci sarà il doppio e altrimenti, se vogliamo essere un po' più creativi, cercheremo lo scacco matto. Rivediamo dunque come Onischuk è riuscito a battere Kravtsov al primo turno del campionato ucraino. Attacco indiano per il bianco, l'obiettivo è quello di chiudere la posizione quando il nero magari cischia, perde del tempo sul lato di donna e il bianco viene probabilmente sorpreso da queste 5 del giocata per evitare appunto e5 bianca. Cambio al centro della scacchiera, a5, donna c2, b6 e a questo punto dopo b3 alfiere a6 sembra dare al nero qualcosina in più perché la casa d3 è un facile obiettivo. Cavallo a7 per attaccare, per manovrare in b5, cavallo c4, cambio lì al centro della scacchiera, h4 per prendere spazio, dopodiché la posizione che otteniamo è questa. Il bianco è la coppia degli alfieri in gioco, questo pedone in c4 qualcuno dirà ok, si poteva probabilmente catturare, effettivamente da valutare la cattura di quel pedone, però il bianco è ben contento di aprire delle linee. Quando
l'alfiere nero raggiunge la casacca 8, la posizione per il nero è un po', utilizzo questa parola un po' triste perché gli manca dello spazio, gli manca della coordinazione. Torre B1, alfiere F6, alfiere 3, cavallo H2, coordinazione e manovra tipica dell'attacco indiano, alfiere 7, F4, si vuole aprire il centro della scacchiera, il bianco è la coppia degli alfieri, quindi serve giocare qualcosa di irruento immediato. Alfiere F4 sacrificando il pedone C3, dopodiché E5 si attacca il cavallo si sposta, E6 il pedone lì verso la sua autostrada, verso la promozione, non viene placcato da nessuno, se non fosse che è il bianco stesso a farsi eliminare quel pedone, perché gioca E7, forchetta, si attacca a torre, si attacca all'alfiere e quindi dopo il cambio intervengono tutti i pezzi bianchi. A questo punto la parte difficile è vedere un po' come coordinare i propri pezzi e Onishuk porta prima la torre nella colonna di fronte all'avversario. Mossa logica, si creano delle inchiudature, si minaccia una possibile cattura in F6 che poi si realizza in partita per poi ottenere, dopo una sequenza di scacchi, una posizione totalmente vinta, totalmente sotto controllo. A questo punto dopo donna D7 il nero, che comunque ricordo essere un grande maestro con 2600 punti, decide dunque di arrendersi. Spero che questa partita vi sia piaciuta, appuntamento al prossimo video e vi ricordo, vi rinnovo l'invito a seguire i social di Matto Scacco. Appuntamento alla prossima! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!